Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo a Trento, siamo qui a vedere, siamo all'orrido di Ponte Alto. Si entra qui, bisogna fare il biglietto online, sono 6 euro a testa, ci sono le visite guidate ogni ora e vi portano a vedere queste stupende cascate. Venite con noi che andiamo a dare un'occhiata. Già è Puffo che è contenta, andiamo. Naturalmente oggi troviamo anche pioggia, ma con il nostro antipioggia ce ne frega niente, tanto lì c'è acqua sopra in parte. Te l'hai ricomprato a fare l'antipioggia? Certo. Però sempre l'occhiale da sole, capito, anche con la pioggia. Perché c'è il riverbero, capisci? L'occhio chiaro da biccio. Il torrente qui è il Persina, che nasce dal lago Rai e va a finire nell'Adige. Assordante, adesso è impossibile che si senta qualcosa, proviamo lo stesso. Comunque spettacolare. Allora, qui la particolarità è che hanno costruito due serre, si chiamano, che sono questi salti altissimi. Questo il secondo era 45 metri, che impediva ai detriti di arrivare a valle e di fare disastri. Sono detriti di granito che proviene dal lago Rai. Periodo della Sacra Inquisizione qui gettavano le streghe giù qua per mandarle all'inferno. Adesso andiamo qui sotto, non so, ma sottoterra, una parte della porticina e si va avanti. È che senti l'acqua che viene sotto.
e acqua. Tornati su da quella super scala a chiocciola claustrofobica e siamo tornati qui a vedere il site che avete appena visto, che eravamo sotto da sopra. Che roba! Questo è il primo salto, una serra. Chi è che li ha fatti? I vescovi? Sì, i principi vescovi di Trento, in previsione del Concilio di Trento, perché la città doveva essere al top. Fare una foto con la vista orrida? Sì. C'è un piccolo video qua alla Tech, vista orrido, sotto il diluvio universale. Adesso siamo usciti da là che era coperto, sta piovendo tantissimo. Contenuti di un certo spessore. Comunque da fare, perché è veramente bello, interessante, mai vista una cosa del genere. Quando varcate quella porticina dopo la scala a chiocciola mi vi cava il cuore proprio. Bellissimo. Stupendo, non avrei mai pensato a un così bello, No. sai? Usciti da questa visita guidata potete venire direttamente qui al bar a bere del Traminer, che non fa mai male visto che siete qua a Trento. Se a mezzogiorno anche mangiare un piatto di gnocchi, si chiama la gnoccada. La E gnoccada. gnocca non sono io in questo caso. Dai amore. Vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un bel like e basta. Vieni al calice 2 veramente. Vigna al calice, ce li chiamano, adesso andiamo a berli. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima escursione. Ciao!